Al Castello di Valvasone lo spettacolo teatrale diventa un viaggio nel tempo multimediale con il leone e il lupo, la storia è sogno, in programma fino al 5 giugno. Uno spettacolo che coniuga la tradizione con le nuove tecnologie. A Valvasone è il leone e il lupo in scena fino alla fine della prossima settimana, poi partire con una tournée sul territorio. Ancora Natascia Gargano. Nel Castello di Valvasone lo spettacolo teatrale diventa un viaggio nel tempo multimediale, con personaggi reali, scenografia in movimento e videoproiezioni. In programma sino al 5 giugno Il leone e il lupo, la storia è sogno, scritto da Angelo Floramo e con la regia di Luca Altavilla, porta tra le sale del Maniero tecnologia e storia locale. La produzione è curata dal gruppo Artistic Furlan con il contributo della regione. Mon general, aschiopitate! Lo spettacolo inaugura anche il recupero del piano nobile del castello, che è stato ristrutturato e restituito alla collettività. Un'occasione in più per godere di questo gioiello storico-artistico in uno dei borghi più belli d'Italia. Per il sindaco di Valvasone Arzene, Marcus Maurmeier, l'itinerario all'interno del castello si trasforma in una vera e propria macchina del tempo, con la possibilità di incontrare i conti di Valvasone e scoprire le loro vicende attraverso 8 secoli di storia. Lo spettacolo è itinerante e sarà replicato in altri comuni del territorio.